Qualcuno magari ha già riconosciuto dall'inquadratura che siamo a Volta Barozzo. Qui veniamo ogni tanto per parlare soprattutto del tram, perché insomma c'è questo tema che è uno dei temi principali della campagna elettorale e questo è uno dei quartieri che avrà il tram, perché ormai lo possiamo dire, non dovrebbero esserci più intoppi burocratici, ricorsi respinti. C'è, credo, da quello che ho capito, un ultimo ricorso pendente e la decisione si avrà davanti al TAR il 28 giugno da parte della ditta che è arrivata seconda nella gara d'appalto e che ancora insomma, chiede che venga rivisto l'appalto. Però sono già stati firmati i contratti con chi farà i lavori, quindi immaginiamo che ormai la strada è tracciata. E siamo con il signor Hermes Danieli che abita a Volta Barozzo, quindi un residente di Volta Barozzo, quasi di Volta Barozzo, che è favorevole al tram. Quindi non sono tutti così contrari. Ma direi di no, direi che ci sono delle resistenze da parte di varie posizioni, cioè, che possono essere i negozianti che temono magari che gli possano sfuggire degli acquirenti piuttosto che quelli che gli passa davanti casa, che gli cambia un pochino le abitudini, però a mio avviso non vedo insomma, una contrarietà reale da parte della gente. Ci sono delle posizioni magari di contrasto, secondo me, così. Ma lei che parla quindi anche con i residenti, così sente comunque che molti sono favorevoli per la comodità poi di andare in città in maniera più veloce. Ma assolutamente sì, perché c'è gente che si sposta dai quartieri perché la nostra città è costruita in maniera un po' strana, tutta radiale, e c'è gente che si sposta da un quartiere a quello adiacente proprio per prendere il tram perché gli consente di lasciare a casa la macchina,